Futuro dell'aeroporto, consegnate dai sindacati ai sindaci di Treviso e Quinto le firme dei lavoratori preoccupati del possibile ridimensionamento dopo lo stop ministeriale al master plan e tra Conte e D'Alzilio, tregua dallo scontro sulla direzione dei voli. Appello al governo dell'assessore regionale Elisa De Berti perché sblocchi il quarto lotto della tangenziale, il progetto ora è fermo a Roma. Auto provoca un incidente con feriti a Paese, svanisce nel nulla, una donna di Strana si autodenuncia per il sinistro ma la polizia scopre che il vero pirata era il marito. Esplosione nella notte a Follina, nel mirino dei banditi, uno sportello bancomat, danni la struttura dell'istituto di credito, malviventi in fuga a bordo di una berlina. A Treviso scatta la prima maximulta prevista per chi non raccoglie le deiezioni canine, 400 euro per un 59enne pizzicato dalla polizia locale. Presentato il comitato della 14ª tappa a cronometro del Giro d'Italia con Eliano Valdobbiadene in programma il prossimo 23 maggio, la prima dal riconoscimento delle colline del Prosecco patrimonio UNESCO. A Resana la grande festa per i 100 anni di Raffaello Bottero, reduce della guerra di Libia, tanti ricordi degli anni del conflitto, ho anche conosciuto Rommel, dice. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e buonasera e bentrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque, questa mattina, come avevano promesso già ieri e annunciato ieri, sono state consegnate questa mattina a Cassugana, al sindaco di Treviso e al vice sindaco di Quinto, le firme dei lavoratori dell'aeroporto Canova di Treviso, preoccupati dal possibile impatto occupazionale che potrebbe derivare dallo stop ministeriale al master plan dello scalo. Intanto lunedì e martedì i sindacati consegneranno all'esterno dell'aeroporto dei volantini ai passeggeri per spiegare quali sono i loro timori. In originale proprio, in originale. Grazie. La consegna di 550 firme di altrettanti lavoratori dell'aeroporto Canova nelle mani del primo cittadino di Treviso Mario Conte e del vice sindaco di Quinto Mauro D'Alzilio da parte dei rappresentanti sindacali sancisce la collaborazione dei due comuni toccati da vicino dallo scalo e dei sindacati. L'obiettivo di entrambe le parti infatti è di mantenere l'attuale stato dell'aeroporto di Treviso garantendo contemporaneamente i posti di lavoro e la tutela del territorio con i suoi abitanti. Lo stop ministeriale all'iter di approvazione del master plan sta creando preoccupazione a chi opera all'interno del Canova, complessivamente circa 1 migliaio di lavoratori diretti. La preoccupazione che abbiamo è che un eventuale stop da parte della Commissione come c'è stata, il Ministro e eventualmente un parere negativo del TAR possa tradursi in un taglio per non dire qualcos'altro, dei lavoratori dell'aeroporto di Treviso. Le ricadute sul livello occupazionale sarebbero, mi sento di dire, drastiche e quindi abbiamo fatto questa campagna di raccolta firme per dar voce a tutti i lavoratori che operano dentro al sedime aeroportuale. Il blocco del master plan, ha sottolineato Cinzia Bonanna, ha congelato anche le opere previste all'interno dello scalo e nel territorio. Non dando ancora certezze sul futuro dell'aeroporto non permette all'azienda che lo gestisce, SAVE, di fare quegli interventi necessari previsti nel master plan per l'adeguamento ovviamente di tutte quelle opere necessarie alla messa in sicurezza del territorio. Alla luce di questa situazione i lavoratori hanno deciso di raccogliere le firme e consegnarle ai sindaci di Quinto e Treviso. Oggi siamo qui perché vogliamo che la politica possa intervenire a fare il proprio ruolo strategico, cosa che fino adesso non è stata possibile. Il rischio, ha spiegato Nicola Talmi, è che si finisca in un pantano burocratico all'italiana. Bisogna tenere insieme la vivibilità del territorio e il diritto dei cittadini con lo sviluppo di un aeroporto che c'è e che non verrà chiuso. Nessuno propone di aumentare i voli, proponiamo solo di abbattere, diciamo così, le condizioni di rischio. Una consegna delle firme da parte dei lavoratori che è stata l'occasione anche per il sindaco di Treviso e il vice sindaco di Quinto di chiarire le proprie posizioni in merito allo scalo trevigiano. In passato anche nel recente passato non sono mancati i fortissimi contrasti. Una stretta di mano e pace fatta tra il primo cittadino di Treviso, Conte, e l'ex sindaco, oggi assessore del comune di Quinto, D'Alzilio, anche se i due diretti interessati negano fermamente di essere mai stati in guerra sulla vicenda aeroporto. E la consegna delle firme da parte dei lavoratori dello scalo è stata l'occasione per chiarire le rispettive posizioni che vanno nella direzione di voler tutelare i propri territori. Ognuno ha le sue posizioni per il territorio che rappresenta, ma questo è normale. Da sempre vicini su questa partita, distanzi soltanto su
Paolo, tu da che parte vuoi che vadano gli aerei? Io preferisco essere quinto. Questa è l'unica divisione che abbiamo, ma penso che possiate anche capirla. Se dunque su questo aspetto i due amministratori sono lontani, su un punto viaggiano fianco a fianco. Noi vogliamo il mantenimento di questa struttura, non vogliamo un aumento dei voli, ma non vogliamo nemmeno una diminuzione che sarebbe una pietra tombale sulla struttura aeroporto a Treviso. Il comune di Quinto, prima come sindaco, oggi come vice sindaco e assessore, non ha mai detto che l'aeroporto deve chiudere. L'aeroporto deve continuare a vivere, però deve rispettare il territorio in cui insiste. Treviso e Quinto ora raccolgono le preoccupazioni dei lavoratori per la situazione che è venuta a crearsi. A causa di un clamoroso autogol da parte di un comitato che, bypassando tutti, si è rivolta direttamente, grazie al Movimento 5 Stelle, alla politica e al ministro, fermando un master plan, quindi fermando tutte quelle opere che oggi sono assolutamente necessarie per migliorare la condizione di lavoro, le condizioni ambientali e migliorare anche il servizio. Questo ha dato la possibilità di non avere nessuna regola e di continuare a muoversi e non investire in sicurezza nel nostro territorio. Sia D'Arzilio che Conte hanno garantito ai sindacati che faranno il possibile per sbloccare la situazione. Chiederò un incontro a Save per avere garanzie sul futuro e cercheremo di muoverci a tutti i livelli, compreso nei confronti del Ministro, affinché avvenga la firma del master plan. Opere e appelli al governo, ad esempio un altro caso, un'opera viaria in questo caso, il quarto lotto della tangenziale. Non so dirvi che cosa sia che sta ostacolando questa firma. Io ho avuto rassicurazione sia dal PD che dal Movimento 5 Stelle che a breve il decreto sarà firmato, però a questo punto non so più se fidarmi. Le rassicurazioni ci sono, così come un po' di diffidenza, ma manca ancora una firma, quella pesante quanto decisiva del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Solo il suo ok potrebbe sbloccare la progettazione del quarto lotto della tangenziale di Treviso, opera che servirebbe a liberare dal traffico di attraversamento il quartiere di San Giuseppe e sostenuta nel tempo dalle amministrazioni comunali interessate. Il decreto sul tavolo del Premier riguarda la riclassificazione delle strade, un passaggio che per la Regione è fondamentale. La tangenziale di Treviso rientra in quel processo di riclassificazione che la Regione ha avviato praticamente 2 anni fa con ANAS e con la riclassificazione delle strade da regionali a statali. Con la firma di Conte si aprirebbe quindi una nuova fase per la viabilità attorno al capoluogo della Marca, opera definita prioritaria dallo stesso sindaco di Treviso. Nel momento in cui lo avrà firmato, la strada passerà ad ANAS e ci sarà la possibilità di inserirlo nei futuri contratti di programma, prevedendolo come un investimento che ANAS dovrà fare in Veneto. Se anche lì aspettiamo il Presidente Conte. Adesso una notizia di cronaca di poco fa che riguarda Treviso, anche perché questo intervento ha portato all'ospedale Cafoncello di Treviso con un elisoccorso d'urgenza un bambino di 9 anni, vittima di un incidente domestico nel pomeriggio, a quanto pare un incidente domestico a Marcon. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto, ma il piccolo sarebbe stato vittima di una caduta pesante in casa. Di fatto poi c'è stato l'intervento dei sanitari e il trasporto d'urgenza in serie condizioni all'ospedale di Treviso in prognosi riservata. Questo è successo nel tardo pomeriggio di oggi. Adesso invece torniamo a Treviso città e parliamo del nucleo antidegrado della Polizia Locale di Treviso, che ha elevato la prima sanzione da 400 euro al proprietario di un cane che non ha pulito gli escrementi dell'animale. Gli agenti hanno sanzionato un trevigiano di 59 anni sorpreso in via Filzi a lasciare sul marciapiede le deiezioni del proprio cane senza procedere alla pulizia del suolo pubblico. L'uomo ha inizialmente negato l'evidenza dei fatti, ma le prove fotografiche raccolte dagli agenti rimasti a debita distanza hanno smentito il proprietario. Si tratta della prima multa pesante per questa tipologia di infrazioni dopo le modifiche al regolamento dello scorso ottobre. La bravura degli agenti, ha sottolineato il comandante Andrea Gallo, ha permesso di sanzionare uno dei comportamenti ritenuti tra i più odiosi dalla collettività. I controlli continueranno sia con personale in uniforme che in borghese, anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza e di fototrappole. 400 euro dunque per un 59enne, la prima maxi multa. Non è preoccupato invece di multe o di segnalazioni o di denunce il titolare dell'Osteria Senza Oste Cesare De Stefani. Il tema
dibattuto è quello della vicenda della lotteria degli scontrini, che dovrebbe iniziare da luglio e che ha provocato numerose proteste tra gli esercenti. La protesta arriva anche da Cesare De Stefani, che però se la prende non solo con il governo ma anche con le associazioni di categoria. Sentite. Mi chiedo come mai le associazioni di categoria, ancor più la mia associazione, l'ASCOM, la Confcommercio e tutte le associazioni di categoria, gli artigiani, non protestino in modo vivace. Io dico che dovrebbero vergognarsi, lo dico pubblicamente alle associazioni di categoria, dovete vergognarvi di questo silenzio. Il silenzio in questione è relativo alla lotteria degli scontrini, pensata dal governo e che dovrebbe partire a luglio. 3 le estrazioni ogni mese e una finale da €1 milione per quanti chiederanno all'esercente di partecipare. E qui un granello di sabbia come l'inserimento dei dati scatena la valanga. Esattamente il calcolo collegato al tempo che il lavoratore deve dedicare all'attenzione di attendere che il cliente gli consegni il codice fiscale, che si colleghi al portale, che inserisca i dati, con il rischio anche di sbagliare, quindi possa trattarsi anche di 20, 30, 50 secondi, un minuto. Uno dice per un minuto. Io faccio presente che un lavoratore in un negozio ha un costo orario che oscilla fra i 35 e i 40 euro all'ora. Un minuto per il numero di scontrini emessi nella giornata superiore all'euro di soglia minima e si fa presto a calcolare ad esempio nei bar quante ore finiranno nell'ennesimo adempimento di Stato. Ecco perché Cesare De Stefani non ci sta. Io non aderirò a questa iniziativa, io dirò ai miei clienti che se vogliono partecipare con il scontrino che emette il mio negozio alla lotteria, io non lo farò e quindi che vadano da un'altra parte. Se se ne andranno da un'altra parte a fare la spesa, per me calerà il lavoro e sarà la volta definitiva che chiudo il negozio, licenzio le 4 persone che lavorano con me, compresa mia moglie, mi licenzio anch'io e mi metto alla reddito di cittadinanza. Non prima però di aver chiamato in causa così le associazioni di categoria. Perché non vi rendete conto che gradualmente che stanno chiudendo i negozi, poi il passaggio successivo è la vostra morte. Infine De Stefani ha anche un quesito sornione per chi ha inventato la lotteria degli scontrini. Il cliente che andrà all'osteria senza oste e che puntualmente riceve lo scontrino perché se lo fa da solo, poi come farà a partecipare alla lotteria visto che l'oste non c'è? A proposito di artigiani, ma artigiani che guardano alle opere, quindi torniamo a parlare di opere, in particolare la Pedemontana. Il Confartigianato di Asolo e Montebelluna guarda la Pedemontana sperando che sia una pedemontana conveniente per le imprese del territorio, magari, questo è il suggerimento, con convenzioni per le aziende trevigiane e bassanesi. Non vorremmo mai che fosse un'altra Prebemi, dove un'opera ben fatta, utile, ma poco utilizzata perché è troppo onerosa per le nostre aziende. È questo il timore espresso dagli artigiani del mandamento di Asolo e Montebelluna, con il bassanese i più interessati alla realizzazione dell'autostrada pedemontana veneta. Un'opera fondamentale per rendere ancora più competitive le aziende, se però ci saranno anche le opere complementari come svincoli e strade di raccordo, che ricordano gli artigiani da tempo hanno indicato in un loro studio, ma che al momento mancano. Nel nostro studio citiamo anche tutti i problemi che questa potrà portare nel nostro territorio se non verranno fatte le varie viabilità di adduzioni, i vari innesti, le vari complanari. Speriamo che, come è avvenuto per il casello, o che la Regione sfrutti quello che sta avvenendo col casello, che sta col passante di Mestre, che è un bancomat per la Regione, che sfrutti quelle risorse, le dreni in questo territorio e possa fare tutte quelle opere accessorie che al momento la Regione ci dice non sono in programma. Infine Confartigianato Asolo e Montebelluna chiede al Presidente Zaia che venga ripresa in esame, soprattutto per le zone della Marca e del Bassanese che hanno sacrificato suolo per l'opera, la proposta di agevolazione sui pedaggi. Qua non si sa niente, noi già ci ha venduto l'opera che doveva esserci anche delle agevolazioni per i paesi attraversati, in particolare per i cittadini dei paesi che avevano il casello. Tutto questo è stato stralciato, ci sono dimenticati quelle che sono state le promesse quando è stata venduta l'opera. Il nostro problema è che non sappiamo quanto verrà a costare il pedaggio. La cronaca adesso: auto provoca un incidente con feriti a paese e poi svanisce nel nulla. Una donna di Strana si autodenuncia per il sinistro, ma la polizia scopre che il vero pirata era il marito. Il pirata sono io.
Si era presentata poche ore dopo l'incidente per attribuirsi la colpa di aver causato un incidente stradale con feriti fuggendo senza prestare soccorso, ma in realtà stava coprendo il marito, vero responsabile dell'accaduto. Non è servito. La polizia stradale è giunta alla verità in poco tempo, anche se ci è voluto più di un mese di indagine per accertare con esattezza i fatti. Lo schianto era avvenuto il 3 dicembre a Padernello di Paese, ferita una coppia che si trovava nell'auto travolta da un Audi A4 poi fuggita. Nel corso della notte ecco presentarsi al pronto soccorso una donna, cittadina del Marocco, residente estranea, che raccontava di essere coinvolta nello schianto. Raggiunta poi dalla pattuglia della Polstrada, aveva ammesso di essere alla guida dell'Audi A4, ma il suo racconto aveva numerose imprecisioni e non convinceva gli agenti. Il crollo poco dopo, con la scoperta che il vero pirata era il marito connazionale, che era riuscito a convincere la donna a prendersi tutta la colpa. L'uomo ha ammesso il fatto, raccontando di essere scappato, preso dal panico. Durante gli accertamenti la polizia ha scoperto inoltre che l'uomo era senza patente perché non l'aveva mai conseguita. Oltre alla denuncia dunque sono scattate numerose sanzioni a suo carico. Un'altra donna protagonista del prossimo servizio, questa volta però vittima delle botte del compagno. Le urla disperate della donna sono state sentite dai vicini di casa che hanno chiamato le forze dell'ordine. È accaduto il 1 gennaio a Montebelluna, picchiata a sangue dal compagno che le ha procurato una frattura maxillofacciale. La donna in stato di shock è stata portata prima in pronto soccorso, dove è stata medicata e curata e seguita sulla base del percorso rosa dedicato alle donne vittime di violenza. Poi è stata accompagnata in un ambiente protetto. Per l'uomo, un 40enne kosovaro, sarebbero scattate quindi le manette. Allarmanti i dati relativi alle violenze sulle donne in provincia di Treviso. Secondo l'ULS sarebbero state circa 580 le donne accolte in pronto soccorso dopo essere state maltrattate e picchiate in ambito familiare. Un boato nella notte, l'allarme tra i residenti, banda del Bancomat in azione. Poco prima delle 4 a Follina, nel Merino, lo sportello di un bancomat fatto deflagrare con una miscela esplosiva da 3 forse 4 persone, stando alle testimonianze di chi, svegliato dal colpo, ha visto poi allontanarsi i ladri a bordo di una berlina. In via di quantificazione il bottino, che sarebbe però esiguo. L'esplosione ha però provocato danni strutturali alla filiale della banca. Dunque ladri in azione ancora, anche se dal bilancio 2019 della polizia nella Marca trevigiana emerge una Marca sul fronte furti a 2 facce. È una città che può ritenersi complessivamente sicura, quella che emerge dal bilancio annuale presentato dalla Questura di Treviso. Nel 2019 i reati sono diminuiti del 22% rispetto all'anno precedente, ma è il dato di furti e rapine a stupire positivamente, meno 39%, giù addirittura del 61% per quanto riguarda esclusivamente i furti in casa, dato che si riferisce a capoluogo e in parte a Conegliano. Sono i territori in cui noi abbiamo una maggiore assiduità, una maggiore continuità di attività operativa, perché è là che hanno sede i nostri presidi. D'altro canto ricordo che la città di Treviso, su dati che si riferiscono agli anni precedenti, è ritenuta comunque una delle città più sicure d'Italia. Non così per le altre zone della provincia, colpite soprattutto negli ultimi mesi da numerosi furti in grado di minare la percezione di sicurezza degli abitanti. Il nostro impegno è di fare ancora di più nel territorio di Treviso, ma anche nei territori che più sono stati colpiti quest'anno da questo fenomeno e sui quali abbiamo cercato di intervenire con dei servizi di controllo straordinario. Attività di controllo e di prevenzione, cioè estese anche ai comuni della cintura urbana di Treviso e di Conegliano, nello Pitergino e a Montebelluna. Tra le attività investigative della Digos, l'indagine che ha portato all'espulsione dell'islamico radicalizzato Yahya Mansour e la cattura dell'anarchico spagnolo responsabile dell'attentato esplosivo nella sede della Lega a Villorba. Nel contrasto al traffico di stupefacenti, sequestrati in tutto quasi 40 kg di marijuana, oltre 600 grammi di hashish, eroina e 1 chilo di cocaina. Risultati ottenuti anche con la collaborazione della polizia locale di Treviso. Ancora la cronaca, girava con una pistola in mano, fermato dai carabinieri, è stato arrestato, è caduto a Oderzo.
Girava tranquillamente in via Enrico Mattei impugnando una pistola. Si tratta di un revolver calibro 22 con la matricola Brasa. A fermarlo per un controllo i carabinieri di Oderzo. Il giovane 21 anni residente in zona, nulla facente, non ha saputo spiegare ai militari cosa stesse facendo con l'arma in mano. Il giovane è stato arrestato per porto abusivo di arma e ricettazione. Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha convalidato l'arresto disponendo per lui gli arresti domiciliari presso la casa dei nonni. Sono invece in corso le indagini per accertare la provenienza dell'arma e capire se la stessa fosse stata utilizzata in precedenza per commettere delitti. Parliamo proprio di carabinieri adesso, abbiamo visto tante operazioni anche oggi, non solo la polizia ovviamente, in un momento difficile per fare l'agente o il carabiniere, insomma, per affrontare la carriera delle forze dell'ordine, un momento difficile spesso anche per la carenza di organico, eppure ci sono molti giovani che sperano di poter dare il loro contributo proprio abbracciando l'arma dei carabinieri. Buongiorno, mi dica. Frate, via Cardinale Cappella numero 28, mi hanno fatto una rapina, il tabaccaio. Combattere la criminalità, aiutare i più deboli, rendere le città più sicure. Operare fra le forze dell'ordine non è facile, soprattutto in un momento storico come quello attuale. Eppure sono molti i giovani che scelgono di mettersi a servizio dei cittadini, nonostante le difficoltà, come quella a volte di mettere a rischio la propria vita per aiutare le persone. In questo momento storico essere carabiniere significa rappresentare quei valori di legalità, fedeltà, impegno, altruismo e spirito di sacrificio che permettono ad un giovane portatore di sani principi di potersi mettere a disposizione e contribuire a svolgere un ruolo importante per la società. Nei secoli fedele è questo il motto dei carabinieri e che spinge i ragazzi ad avvicinarsi a questa professione. Che cosa vuol dire essere un ufficiale dei carabinieri? Ufficiale dei carabinieri significa essere un cittadino che vuole un futuro migliore per sé e per l'Italia, svolgendo una professione sociale a vantaggio di chi ha bisogno, aiutando i più deboli e contribuendo a migliorare le condizioni di vita delle persone nelle città e nei paesi in cui ci si trova ad operare. Tra poche settimane partirà un concorso per l'ammissione all'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri. Qual è l'iter per poter diventare un ufficiale dei carabinieri? Per diventare ufficiale dei carabinieri bisogna sostenere un concorso al termine del quale si frequenta un corso di 2 anni presso l'Accademia Militare di Modena e un triennio presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri, nel corso del quale l'allievo, durante il percorso di addestramento, consegue il titolo di studio della laurea in giurisprudenza. Tu puoi diventare un ufficiale dei carabinieri, il tuo posto è tra noi. Pochi istanti di pubblicità, poi parleremo del Giro d'Italia. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso. Parliamo del prossimo Giro d'Italia, il Giro d'Italia 2020 e della 14ª tappa a cronometro del Giro d'Italia, che sarà soprattutto la prima dal riconoscimento delle colline del Prosecco Patrimonio UNESCO. È la tappa Conegliano Valdobbiadene. Oggi è stato presentato il comitato di questa tappa. 23 maggio 2020 il Giro d'Italia arriverà a Conegliano per la partenza della 14ª tappa cronometro con traguardo a Valdobbiadene. 33 chilometri che porteranno i ciclisti a percorrere i territori delle colline del Prosecco per la prima volta dal riconoscimento patrimonio UNESCO. Lo sport diventa di nuovo l'occasione per mostrare al mondo le bellezze della regione. Come Regione Veneto da sempre sosteniamo il Giro d'Italia, sosteniamo le grandi manifestazioni, i grandi eventi. La grande conquista di Cortina 2026 con le Olimpiadi è per noi stato un regalo meraviglioso e devo dire è l'occasione appunto per unire valori positivi dello sport, valore dell'agonismo e bellezza del nostro territorio, eccellenza delle nostre produzioni. Un'opportunità per le colline del Conegliano Valdobbiadene di farsi conoscere al mondo. La tappa è la tappa wine stage, quindi palcoscenico del vino. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore si presenterà al mondo proprio con la propria grande bellezza delle colline. Un'occasione che i sindaci dei territori coinvolti hanno voluto cogliere al volo con una sinergia che ha portato alla nascita per la prima volta di un unico comitato tappa, sia per la partenza che per l'arrivo. Che vedrà coinvolti 6 comuni direttamente, ma altri 15 di OCG in totale,
per abbattere finalmente i limiti territoriali e vedere un grande territorio che è patrimonio dell'UNESCO ancora protagonista nel mondo. Dal sindaco di Valdobbiadene una proposta ai suoi colleghi dei 15 comuni interessati: percorrere i 33 chilometri di tappa tutti insieme, naturalmente in sella alla bicicletta. Un bel messaggio, un percorso che facciamo assieme lungo le strade che attraversano i nostri comuni e salutando i nostri concittadini con la voglia di dire ci siamo uniti, vogliamo presentarci non solo all'Italia ma a tutto il mondo per le nostre bellezze che ci sono state regalate. E per questa tappa, l'unica ad avere come palcoscenico un territorio viticolo, ci sarà anche l'importante coinvolgimento degli studenti. Per creare il logo grafico di questo comitato di tappa siamo convinti che debbano essere i bambini, i giovani a creare questo logo. Dalle colline del Prosecco a Resana, con la grande festa e anche i ricordi di guerra di nonno Raffaello Bottero, che ha raggiunto la soglia di 100 anni. De Rommel, si ricorda che cosa? Chi? De Rommel. Oh, Madonna. Ho mangiato tante volte i lumachi insieme. È solo un capoverso della storia centenaria di Raffaello Bottero, nato a Resana il 10 gennaio 1920, penultimo di 18 fratelli. Una storia trevigiana e veneta con la giovinezza contadina tra le ferite della Grande Guerra e il ventennio in camicia nera. Raffaello diventa ardito e finisce in Libia, nei luoghi dove anche adesso si combatte. Allora ho combattuto a Ciapale Tobro, che a Samatrucco della Mei. Lo sa che Silvia Barani? Lo sa Silvia Barani? Questa è in fondo l'avventura della sua vita che ha tagliato il traguardo del secolo e, come si usava nelle famiglie contadine, è stato festeggiato non solo dalla famiglia ma dall'intero paese. E dentro al centro anziani, con l'usuale taglio della torta, c'era l'immancabile musicista con la tromba in onore dell'ardito con la piuma. Immagini moderne della secolare festa rurale delle nostre aie, quando ci si sposava o il patriarca compiva gli anni. E come in quel tempo, immancabile la presenza del capofamiglie, oggi manco a dirlo, il sindaco. Servivano 100 candeline, c'erano più di 100 persone, queste sono le candeline che noi abbiamo offerto al nostro Raffaello. Feste e riti della nostra storia, come il Comarò delle donne che ricorda l'antico Filò, e anche qualche smorosesso, seppure via smartphone. E questo è in fondo l'esempio che questa comunità affida soprattutto alle giovani generazioni, raccontata da Lorenzo, uno dei figli di Raffaello. C'è bisogno di pace, di come posso dire, serenità e di collaborazione e dedizione, tutti insieme, specialmente i giovani. Ma siccome sono pur sempre 100 gli anni, immancabile e inevitabile la presenza del medico in questa grande famiglia che oltre a fare le ricette da Raffaello ne ha imparata una. Lui mi diceva sempre che per fare un bel nonnetto bisogna fare un bel lavoretto e lui ha fatto sempre il suo lavoro, la sua passione, cioè faceva l'agricoltore. Pillole della nostra saggezza, quella che si distende da secoli sulla piana trevigiana come la brina invernale tra i boschi di Salice e i campi di radicchio. E di queste pillole Raffaello ne riserva anche una al cronista e alla sua domanda impertinente. Se dovesse tornare in Rio, rifarebbe tutto da capo? No. Perché? Perché dobbiamo provare prima per sapere. Dalla saggezza di nonno Raffaello alla tradizione dei presepi, allora come sempre in chiusura vi mostriamo una delle vostre natività, in questo caso il presepe realizzato nella chiesa di Selva del Montello da Renato, Damiano, Giorgia, Massimiliano e Alberto, un presepe che racconta la vita contadina di una volta. Nello sfondo il castello realizzato nel 2014 per ricordare i 1000 anni di quello che era il castello di Selva del Montello. E come sempre con il presepe ci salutiamo, vi lascio al meteo. Arrivederci.
Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. Domenica 12 gennaio sarà caratterizzata da un tempo stabile. L'anticiclone continua dunque a rimanere ben saldo sul nostro territorio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto sole prevalente su tutti i settori, non sono attese piogge degne di nota. Il cielo sarà poco nuvoloso, solo con qualche foschia mattutina e poi anche in serata sulle zone pianeggianti. Temperature minime fino a -5 gradi, massime tra 8 e 9 gradi circa. Tempo stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole e solo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 8 e 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui avremo un ampio soleggiamento e il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperature minime fino a -3 gradi, valori massimi sugli 8 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.